3, 2, 1, via! Farfalle al posto del classico taglio del nastro per l'inaugurazione del cammino delle colline del Prosecco. 4 tappe per un totale di 51 km che partono da Vidor per raggiungere Vittorio Veneto percorrendo tutta l'Alta Marca Trevigiana. E chi pensa ad una passeggiata è già fuori sentiero. 4 tappe, 4 giornate da 12 km ciascuna, verrebbe da dire pochi chilometri, perché chi fa i grandi cammini ne fa anche 30 al giorno. C'è una piccola differenza, 2265 metri è un dislivello che è più da ultra trail, più da cammino dolomitico che da cammino di collina. Quindi diciamo che l'invito è quello di attrezzarsi, non andare in ciabattine. Assolutamente, passo sicuro, preparazione atletica e scarponi. Niente bicicletta o altro mezzo che non siano le proprie gambe, che porteranno cittadini e turisti in luoghi unici, come il panorama dalla cima del Monte Baldo, oggi fatta vedere nei collegamenti Instagram degli influencer capitanati da Canal il Canal nel corso della presentazione del percorso sulla collina del santuario di Vidor. E raccontateci un po' qualcosa di questo luogo. 3 anni per completare il percorso con tabelle, cartelle, timbri, ma anche responsabili logistici delle diverse tratte e tutto il supporto internet per far diventare il percorso delle colline del Prosecco un cammino turisticamente attrattivo come lo Spagnolo di Santiago di Compostela. E non a caso il prossimo obiettivo è strutturare tutta la zona per l'accoglienza diffusa. Abbiamo iniziato 2 anni fa la mappatura di tutti gli edifici rurali che sono presenti sul territorio nei vari comuni proprio con l'obiettivo di pensare a riqualificarli, magari anche con poi una destinazione di accoglienza che sarebbe il perfetto connubio tra quella che è l'attività vitivinicola, quindi degli agricoltori, dei ristoratori, degli agrituristi, con quella che invece è l'accoglienza che è tipica del Veneto. Ci sono opportunità economiche per chi vorrebbe ristrutturare? Sì, ci sono tante opportunità, soprattutto oggi con l'avvento del PNRR. Ricordo l'anno scorso l'apertura del bando proprio sugli edifici rurali. Io credo che la Regione debba veramente investire ancora su quel bando perché c'è stato tantissimo interesse e può consentire proprio a una zona di valore come questa di investire sulle ristrutturazioni.